Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Allora, buonasera. Questo è lo spazio culturale di Caspero Insieme. Ogni anno in questa chiesetta si fanno delle mostre e delle letture di poesie. Coerentemente con le attività degli anni precedenti, anche questa sera procederemo alla lettura di poesie e poi, per puro caso, alla presentazione del mio libro. Alcune cose le ho dette già ieri sera, quindi la fatica sarà minore. E comunque adesso passo la parola a Anna Maria Forchini, che è presidente dell'Associazione Tracce per la Meta, e ci spiega le finalità dell'associazione, e poi vedremo anche l'andamento della serata. Dopo questo momento ci sarà un momento dedicato ai problemi dell'alimentazione e dovrebbe iniziare intorno alle 21:30, quindi la serata si presenta interessante e naturalmente il clou è la risottata alle 23:30. È molto importante anche perché sul sagrato della chiesa devo dire di ottima qualità e i mestoli sono dei remi, perché per cucinare tutto quel riso ci vuole anche pazienza oltre che forza oltre che pazienza. E posso passare davanti alla telecamera? Grazie. Io sono il presidente, ormai mi ci sto abituando all'idea, dell'Associazione Culturale Tracce per la Meta. Tracce per la Meta significa tutto e significa niente. Kafka dice che ogni uomo ha una meta, ma non vi sono strade per raggiungerla. Noi della nostra associazione pensiamo che ogni uomo abbia una meta, che vi sono tracce per raggiungere questo risultato finale, basta soltanto riconoscere le tracce che noi abbiamo sul nostro percorso. Così, un po' perché ci siamo conosciuti per caso, convinti che il caso non esista, abbiamo una grossa visibilità in internet. Anche qui internet è ritenuto il pericolo del secolo. Non è vero, basta saper scegliere, si dice, no? Quindi basta saper usare le cose e a questo punto si raggiunge il risultato che si desidera. Quindi noi abbiamo dei contatti continui, costanti, bellissimi, ricchi, e siamo molto felici di far parte di questa idea grande, che è quella di promuovere cultura nel territorio, perché ogni socio fa questo tipo di lavoro là dove si trova, e noi abbiamo soci che sono sparsi in tutta Italia. Io abito a Angera, l'avvocato Colombo abita a Bustarsizio, l'avvocato Santi Mastella abita qua a Varese, l'avvocato Belea non è della nostra associazione, ma faremo di tutto per portarlo dalla nostra parte. Quindi ieri abbiamo avuto Anna Scarpetta della grande famiglia degli Scarpetta, che è di Napoli e che la sua famiglia ha segnato le pagine della storia del teatro del Novecento e che ha letto le sue poesie, e quindi abbiamo persone sparse a Firenze, nelle Marche, in Sicilia, dappertutto. Quindi questo è il nostro idea. La nostra associazione ha, come tutte le associazioni, intenzione, poi alla fine promuove concorsi letterari, promuove letture di poesie, presenta autori e tra breve avrà anche una piccolissima editoria per i soci, e poi con i proventi di questa nostra associazione riportati
naturalmente delle spese, contribuiamo a dare qualche sostegno ad un'attività che si chiama Macibombo, che è in Mozambico, e in questi giorni l'avvocato Surano è partito per andare a vedere dove vanno a finire i nostri soldi, quindi controlliamo con molta attenzione quello che è il mandato che i nostri soci ci hanno dato. Noi abbiamo promosso questo concorso che ha avuto un grosso successo e ha avuto una premiazione a Luino, e stiamo promuovendo un altro che non a caso è dedicato ai camminanti, ai gitani, ai pellegrini, perché siamo tutti in un cammino, e a questo punto fuori c'è anche il bando, soprattutto ha voglia di partecipare, perché abbiamo scoperto che di scrittura e di poesia siamo tutti grandi frequentatori, molto più di quello che pensiamo. Ora, io ieri ho letto le mie poesie, Anna Scarpetta ha letto le sue poesie, Santi Moscarella ha presentato il suo libro. Questa sera vi presento altri autori che sono appunto Fabiola Colombo ed Enrico De Lea, che vi leggeranno delle scritture alternandosi dai loro libri. Uno è intitolato Dall'intramata tessitura, è un libro molto colto e parte dall'idea che la poesia è figlia della notte, e non a caso la Verini diceva che i poeti vivono di notte, perché tutto sommato di poesia ne abbiamo bisogno, perché la vita è abbastanza brutta, quindi è bello poter avere un mondo, una dimensione in cui siamo noi stessi e possiamo essere liberi di esprimere quello che vogliamo. Quindi alternandosi, Fabiola Colombo vi leggerà con le sue liriche da Ho ancora una parola per te, due scritture diverse, raffinata, colta, quasi studiata, se vogliamo, nel linguaggio, nella espressione personale da parte di Enrico De Lea, e invece una scrittura squisitamente femminile, quella di Fabiola Colombo, colta senz'altro, ma ricca di quel sentimento che le donne riescono a esprimere nelle loro liriche. Quindi alternandovi, Enrico, vuoi cominciare tu? Facciamo cominciare Fabiola, come preferisci? Qual è l'opera del ghiaccio? Vi leggo alcuni testi dall'intramata tessitura, da un poemetto che si intitola Scavita tra Vernà e Marina. Allora, una piccola nota, ci sono una serie di nomi di località, diversi toponimi che diciamo io utilizzo come metafora. Se no, si intitola Scavi tra Vernà e Marina. Vernà è il monte dei Monti Peloritani. Mi piaceva utilizzare questo nome, peraltro, anche per l'assonanza col tema dell'inverno. Per l'assonanza col tema dell'inverno, per questa opposizione tra elemento mediterraneo ed elemento invernale che qualche autore in passato ha utilizzato. Penso a un autore come Bartolo Cattafica, un autore molto amato da Rabboni negli anni 60-70, era pubblicato per la Mondadori. E quindi vi sono una serie di personaggi e di luoghi che fanno parte dei luoghi da cui sono originari, che sono i luoghi comuni a Santina Moschella. Però mi interessa utilizzarli quasi come simboli araldici.
scavi tra Vernà e Marina. Le fosse della neve di Mancusa, forse altre ce ne saranno alla traversa, in faccia alla neve della montagna, facevano il paio all'epoca con le cataste dei carbonai e ce n'era di terra da scavare per risparmiarsi il soffoco funesto, eppure ora nel sole o in un'ombra che a volte il buio pesto. La rara pioggia scava dentro il secco, ci sono rare presenze in quel che resta, il verde verso Rina e il grigio delle rocche. L'occhio divora tutto, non ha testa, ma sangue del possesso, verso il mare. Non la parola, ma un lento procedere dello sguardo, quasi un adorare. Saranno state formiche o un fedele gatto a scavare nei pressi del melograno, sopra l'acqua rugia, intorno al sonno improvviso dell'Onofria, improvviso e per sempre. Da poco aveva portato il vino buono alla centenaria, aveva goduto della vista del mare di fronte, attraversato lo zorio dei suoi immensi amori. Siamo nei padri dentro le visioni e nelle madri dentro carni e voci, come uno scavo d'aria dalle rocche precipita e ramifica al bastione. Dopo che un vino d'alto ha consumato la parola, ad un tacito decreto della verzura consentiamo, restiamo ben impiantati nella terra smossa dai passi, dal passaggio degli umani dopo il rasserenato dopo pioggia. Stiamo con un corpo di fatica estesa da millenni. Buonasera a tutti, io inizio con la poesia che dà il titolo a questo libro, quindi ho ancora una parola per te, sentite? Per dirti piano, amore mio, non ho più il tempo, la mia storia è finita nel tempo che hai trascorso lontano da me e senza di te non sarà scritta una nuova edizione. Tutte le mie forze tremano e la mia vita che ti vede andare via non ti saluterà dalla finestra e non ti dirà quell'addio che ti aspettavi da tanto, tanto tempo. Vorrei leggere la poesia che ho intitolato diversi anni fa alla donna, visto che c'è una spicua presenza femminile stasera, quindi la dedico a tutte le donne presenti. Donna, piccolissima isola che hai reciso i conti e le lunghe parole del mondo per diventare sempre più piccola dal cielo e più grande nel tuo universo di fiori radicati nei quattro angoli della terra. Solo un vento ti potrà visitare e respiri e piangi con lui, aspettando che il tuo nome chiami, aspettando anche i suoi sogni parlare di te, che nell'attesa ami. Vi dico questa poesia con cui Fabiola Colombo, a nostra insaputa, perché è segreto naturalmente del concorso, non ce lo faceva sapere, ha partecipato al concorso che era stato indetto dall'associazione e ha ricevuto il premio dell'editore perché è stato selezionato appunto dall'editore che avevamo in giuria ed era Alessandro Lamberti di Fara Edizione. È intitolata Il destino dietro la porta. Ho cominciato per prima a bussare sulla coltre appesantita dei tuoi pensieri. Avevi anche smesso di chiamarmi per nome. Se morirò per prima, dovrai scrivere il mio nome sulla lapide. Ricordi il mio nome? Ricordi quando, anticipando il destino, ci domandavamo cosa farai se morirò prima di te? Tu tacevi e silenzioso mi abbracciavi poi. Per cambiare il destino, noi moriremo insieme, rispondevi. E così siamo morti insieme, lontano da tragiche e banali fatalità, in un tempo sottratto alla vecchiaia del tempo, che non ci vedrà consumati e consumarci insieme. Siamo morti come due rami che non sentono più la linfa del tronco
Siamo morti senza operazioni estreme di salvataggio. Di ostinata apatia siamo morti, e in questa opaca apatia di te riprendo quell'abbraccio di vita mentre mi davi la morte. Questa è una cosa di gusto personale, noi parliamo molto d'amore, tutti, dai 5 anni ai 500 anni, tutti ci innamoriamo. Ecco, parlare gli amori iniziano e poi finiscono, ecco, questo è un modo di sentire in maniera matura il problema dell'amore che finisce. Per continuare con lo stesso tema, addio con amore. Avevo archi nel cielo dove riposavano le ansie e un porto sicuro per i timori, quando la geografia del mio cuore eri tu. Non basta una primavera per rinascere, se l'infinito è oltraggiato. Porto fuori un'anima spogliata, senza vestito e senza nome, con un'immagine spenta, contenuta per non urlare piangendo ogni volta che ti penso. Ho atteso il male che non conoscevo, riparata con il tuo bene che credevo grande. Del dolore si avverte subito la presenza, perché non fermarsi prima di colpire? Perché distruggere? Perché uccidere? Se anche l'addio era stato accettato con amore. Non deve impaurirti la mia solitudine. La solitudine non ha testimoni. Leggo un'altra sequenza dall'inframata tessitura. Sono alcuni testi che ho intitolato Arie del volto, quindi l'ispirazione è apparentemente musicale, quindi il tema proprio delle arie, poi influenzato anche da alcuni testi di altri autori. E il tema è quello del volto, che poi in prevalenza c'è chiaramente il volto femminile, un volto molto astratto. Aria del volto, solstizio ed oltre. Nei giorni, entro cui siedo, la luce avanza e si fa pienezza di senso, di adesione alla terra, al suono suo squillante di mani, di legno, pietra e pane. Fortuna che ti incontro e me ne avvedo. Un'aria nell'aria, a notte fonda ed in attesa, i platani invocano sia luce sia risveglio. Vogliono salutarti intensamente, stringerti le mani tra le mani, assieme al fiume, ad inattesi profumi, tutto uno stupore, come te, come il tuo passaggio d'ogni giorno. Infatti passi e il mondo ti saluta, e anch'io, parlando sempre una parola muta. Notturna. Se il tuo volto scompare autunnale, dentro un fogliame notturno tra il prato prossimo del fiume, da nuovo ed impudente inquisitore, voglio imputare ogni colpa alla durissima ombra delle case, a strade strette e gonfie, a distrazioni dal tempo, a bagagli avari, incongruenti e sfalsati come l'occhio. Poi la tua voce rimedia e riappari. Notizie da una via del centro. Ti informo che alle volte il mondo è nuovo. Ti informo che ho saperi inusitati su alberi e su foglie e sui cartoni lasciati dai dormienti e sugli spazi là intravisti all'alba. Ti informo pure che dimentico e ricordo, che ho mani nascoste nelle tasche. Ti informo inoltre che appena ieri, indifferente, andavo per burrasche. A casa senza i volti. Nelle case di ieri sono i volti, senza la libertà del volto vivo. Ci ho parlato in silenzio, senza ascolto. Ho raccolto ogni oggetto della vita, dal lungo buio e dietro il muro grezzo, sporgendosi di molto il mare oscuro. Domani con le parole della luna ti dirò ti amo. Oggi, musicando il silenzio, ho preso per mano la tua passione. Ieri i nostri sogni dimoravano in noi, in un tempo sereno, rovinato a tempesta. Ora
corriamo verso il salto finale di una meta temporale sbocciata in un mare di sale. La libertà della parola amore. Vicino a me sei nel tormento doloroso della passione. Di fronte a me sei nella verità di ogni segreto. Dentro di me sei tutto ciò che non oserò dirti. Lontano da me sei nell'infinito che ho aperto per te. La vendemmia del cuore. Sei bello d'immenso quando ti perdi per cercarmi allo svanire della mia voce. Sei ancora più bello quando di cenere ti ricopri per cercare tra i ricordi qualcosa di me. Sei bello, disperatamente bello quando mi porgi un fiore trovato tra i ricordi essiccati del tempo e sai di vite generosa, di vite matura, che canta nel vento il prodigio di un abbondante raccolto, mentre il mio cuore in frammenti ti parla sorridendo muto. Quando l'autore legge, ogni poeta ci tiene a leggere i suoi versi, perché sono così come gli sono usciti dal cuore, no? Quando un altro legge i versi, li legge in una maniera come lui pensa che i versi significhino, cioè come lui recepisce il messaggio. Voi sentite Enrico D'Andrea che legge i suoi versi e che descrive un luogo fisico che diventa un luogo immaginario. Io vi leggo i suoi versi come li leggo io, che questo luogo fisico e immaginario non conosco, ma ne conosco altri immaginari miei. È uno stralcio da versi suoi. Neri suoni e costruite case dove l'acqua possiede il corso dei corpi nell'agire. Nel mistero della fondazione originaria, dagli occhi verso oriente, l'ulivo con la vite ed ogni pietra nell'inutile erigersi. Per vie d'acqua il legname che tradimmo. E in questi versi c'è tutto. In quel legname che tradimmo, ciascuno di noi sa che cosa può significare nella sua mente, nella sua storia, nel suo immaginario. Un testo che fa parte del movimento etnico e praticamente sono 40 testi legati a una valle specifica che è la valle della Gro, che poi per me diventa una sorta di valle utero, valle materna, valle particolare. La valle della Gro è tutta quella zona che noi a scuola poi ci siamo studiati attraverso Verga, attraverso grandi scrittori siciliani che abbiamo studiato a scuola e nel liceo, insomma. Questo invece è uno che lì ha vissuto e quindi scrive secondo il suo sentire rivisitando. E allora leggo alcuni testi diciamo che sono assimilabili a quello letto da Anna Maria. Fondato sullo storto, farnetico angolo dell'Agro, si consegna al passo memore, al cotto, al nero latico ed all'arenaria. Spiega nell'estensione del percorso, dalla badia all'orto, i lumi come dispositivi neri e gaudiosi lumi in valle, ma rappresaglia costante al papavero onesto, ma assedio infinito ed al finito un empio frutto della morente, della sorgente. Lumi, segnali, segni, signature, semi di luce, sementi del chiarore in lune, un'assenza nel guscio, nella vagina asciutta della terra. Insediamo per verba gli atti dell'ostinazione e della presenza vana, liberiamo lo sguardo, ammutoliamo con i nostri morti.
Malinconia. Sono aria che può ristorarti per un attimo. Sono un vento molesto che rovina i fiori nuovi del tuo balcone. Non sono pioggia, non sono sole. Sono in un angolo del tuo balcone, fra i petali dei fiori caduti, a osservare te ed il tempo che avevamo per amare. Mi guardo con gli occhi tuoi, ma senza il tuo sguardo si chiude il sipario della vita. Perché non posso recitare? Perché gli spettatori si sono addormentati. La mia parte rimane offesa in un quarto di luna. Scusami, posso leggere una delle cose tue così come le leggo io perché mi piacciono molto? Ti porto via il mestiere. Vuoti come ombre, eppure sono carne che vocifera, corpi di donna o d'uomo, con ogni anima morale, con gli umori animali, per la semente, per la testimonianza assente, il passo del dominio sugli rupi. Leggerei anche qualche testo che non sono uscito insieme nel libro, che è inedito, perché io nel corso poi degli anni, soprattutto negli ultimi testi, ho recuperato una certa attenzione verso l'oralità, verso la rima e così via, perché io ho iniziato a scrivere, o meglio, avere un interesse per la poesia sentendo sostanzialmente intorno ai 9-10 anni delle donne che improvvisavano degli strappotti in ottava rima raccogliendo le olive, quindi proprio una cosa molto, tra virgolette, molto materica, che però poi sono le ottave, la classica ottava siciliana che messa in doppio ha dato luogo al sonetto, quindi in cui il colto e il subcolto, diciamo il colto e l'incolto si incrociano in qualche modo. E quindi ho scritto alcune cose che nel libro non sono per ragioni economiche, perché l'editore mi ha chiesto fino a un certo numero di testi, per cui non sono state inserite. Ma questo è Frottola dell'anziano Peino e nasce da un episodio, un delitto nato che è stato nel 1946 in un paesino che si chiamava Savoca, che è il paese dove fu girato il primo episodio del Padrino. E fu un delitto che rimase mai risolto, quindi Frottola dell'anziano Peino. Se intravedo la luna ed il castello, ricordo pure il luogo del coltello. Lo gettai tra roccia e spino, senza cura. Dopo il sangue ed i gridi c'è premura di cancellare ogni traccia di ferita e girare un nuovo foglio della vita. È un libro chiuso la casa nella piazza, del mio nemico cancellai la razza. Ora, a chi passa innanzi, tutto tace, su quella sera da bestia rapace, più non ricordo per cosa alzai la mano e la premetti con la lama da lontano sul padre, sulla madre e sulla figlia, purgando il borgo da quella famiglia. Ora ritorno con l'accento straniero e ritrovo il paese vuoto e nero. Se ne parlò nel bar di quel delitto, ora è silenzio, anzi il locale è sfitto. Notte di Ferragosto. Sono leggere stanotte le parole, le intenzioni, le promesse, leggere come le gocce d'acqua che dal sorriso amano il pianto e il pianto eternamente ama. Se il giorno ha perso la sua notte, la vita, la sua felicità di vivere. Sono mestamente abituata a confondere la luce di una fiamma con un incendio e a strapparmi l'anima per non riconoscermi più in te e pregare per vederti l'ultima volta ancora. Passarti accanto. Il passato langue nelle risorte volontà che attendono spettatrici a recitarsi un nuovo dramma. Chi sono, se sono, in un indecifrabile presente, un'opera incompiuta?
Nel volere della vita ti ho parlato un momento e l'istante di te mi è passato accanto. E il mio passarti accanto e guardarti è il mio viverti. Ecco, noi abbiamo sentito poesie che hanno registri diversi, poesie che sono nella memoria e della memoria, poesie che sono della memoria e che cercano di rendere, di dare tranquillità a chi scrive. Quindi, perché il poeta ha questo, scrive per se stesso, dando da leggere i suoi scritti agli altri, sperando di riuscire a interpretare il sentire comune e raggiungendo quindi l'universalità del messaggio. Questo è scrivere poesia. E dicevo prima a due gentilissimi che si sono seduti nel pubblico che forse la poesia spaventa, ma poi alla fine è nel cuore di tutti noi. Ieri, quando abbiamo fatto la prima serata culturale, abbiamo presentato il libro di Santi Moschella, che è il racconto su un evento tragico, perché racconta di un episodio terribile culminato nella strage di Bologna, ma è scritto in maniera poetica, cioè lo scrittore fa suo il racconto, nel senso che lo carica di memorie e di un linguaggio musicale. Quando voi leggete la letteratura moderna, non potete prescindere dalla lettura di scrittori come Sciascia, attualmente anche come Camilleri, che parlano in un linguaggio amico, una lingua antica che ha ritmi suoi e che ha anche un suo modo di arrivare al risultato. Santi Moschella riesce a parlare di una cosa tragica in una maniera poetica. E adesso, quando lui vi parlerà del suo racconto, di questo suo esordio come scrittore, vi dirà come ci è arrivato. Ci è arrivato facendo leva e andando a scavare in quelli che sono i suoi ricordi di uomo, che quindi ha fatto tesoro sia di quello che ha studiato, questo è poco, nel senso nel corso della vita, uno studia, ma poi deve anche riuscire a mettere frutto quello che ha studiato, ma soprattutto ha caricato le sue parole di una valenza poetica, sociale e morale non da poco. E allora passiamo a lui adesso la parola. Mi dicono che da questa parte vengo meglio per la ripresa. Poi ieri sera non mi ero accorto che stava riprendendo, avevo le mani sui capelli, non so per quale motivo comunque. E Anna Maria dice sempre le cose bellissime, spesso cita Omero quando si riferisce ai poeti che pronunciano parole alate. Dopo queste parole alate veramente è difficile prendere la parola e dire parole più leggere, no? Questa è la seconda serata per cui posso intanto fruire di quello che ho detto ieri sera, così non lo ripeto e faccio meno fatica. E comunque una cosa che mi piace ripetere è buonasera e ben ritrovati. Questa è una cosa che mi piace, non è una parola alata però. E devo dire intanto che questo libro, spesso ti dicono di non arrenderti, è figlio delle esperienze associative che io ho intrapreso, questo l'ho detto ieri sera, lo ripeto,
anche perché qui ci sono delle persone della comunità di Masnago e di Casbello, e ci tengo particolarmente, perché queste esperienze associative, allora, come dicevo ieri sera, le ho intraprese in Sicilia e poi continuate e maturate a Varese, soprattutto nelle castellanze di Casbello e di Masnago. Ho ricordato pure ieri sera che questo mio romanzo è dedicato da un lato a mia madre e a mio padre, e inoltre d'altra parte è dedicato ad Onofrio Zappalà, l'episodio a cui faceva riferimento poco fa Anna Maria, e quindi alle vittime della strage di Bologna e a tutte le vittime dell'emigrazione. Ieri in particolare mi sono soffermato su questo aspetto, proprio perché Onofrio Zappalà a 27 anni muore nella strage di Bologna, e mi sono soffermato sulla insensibilità che c'è alla base di questo atto di guerra unilaterale, un po' scomodando Shakespeare e Erodoto, e non lo farò più stasera, basta, perché basterebbe anche il buon senso, no? Per capire che la violenza non costruisce, che la violenza genera violenza. Oggi invece mi soffermerò sulle ragioni della dedica intanto a mia madre e sulle ragioni della dedica a mio padre. No, e proverò poi anche a ragionare un attimo sui rapporti, visto che ho citato Casbello e Masnago, tra volontariato ed identità, perché poi questo libro, all'interno di quelle che sono categorie più universali come il sogno, il paesaggio inteso come luogo che evoca suggestioni ed emozioni, o il sentimento religioso, questo libro tratta di numerose tematiche che ci interessano. Allora, sottolineavo che questo libro è debitore nei confronti di mia madre, perché mia madre mi ha trasmesso il senso del dovere, mia madre mi ha trasmesso anche la cultura del lavoro. Una delle figure più interessanti di questo libro è Carmela Nisi, la nonna Carmela, perché nonna Carmela è una persona forte, è una contadina imprenditrice che, senza aspettare contributi nazionali, regionali o della comunità europea, contando sulle sue forze, di risparmio in risparmio, di sacrificio in sacrificio, riesce a realizzare questo suo progetto, che era l'impianto di irrigazione del terreno. E io penso che sono persone come nonna Carmela che hanno contribuito a ricostruire l'Italia dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. Forse dovremmo fare riferimento a queste figure per uscire dalla crisi morale ed economica in cui ci dibattiamo. Dicevo anche che questo romanzo è debitore nei confronti di mio padre, perché mio padre mi ha insegnato una cosa molto interessante, cioè che la libera manifestazione del pensiero, prima di essere un diritto, è un dovere. Sembra una cosa strana, però quando un diritto non viene esercitato, questo diritto prima o poi sarà espropriato da altri. Ora, per esempio, noi se facciamo riferimento ai grandi documenti, tipo, che ne so, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, la Carta europea dei diritti dell'uomo, la Costituzione della Repubblica Italiana, questi documenti contengono dei cataloghi dei diritti, per cui se c'è una disapplicazione costante e generalizzata di quelli che sono i diritti previsti ad esempio dalla Costituzione, non si ha più, quella Costituzione
ma si è in presenza di un'altra Costituzione. Cioè, che cosa è successo? È successo un fenomeno di tacita eversione. Nel momento in cui una Costituzione viene cambiata e non vengono seguite le procedure, non viene seguita la strada della legalità, no? Allora noi abbiamo avuto una tacita eversione della Costituzione. Ieri sera abbiamo scomodato Shakespeare e Erodoto, stasera scomodiamo un altro signore dell'antichità, perché nel libro si dice che i classici illuminano il nostro cammino, ci consentono di guardare più lontano, scevri da quelle passioni, dalle contraddizioni, dalle polemiche contemporanee, che sono poi il sale, il gossip e il sale della vita, però non costruisce. E allora questo signore che è qualificato come anonimo di Giamblico ha scritto delle cose, ci sono pervenuti dall'anonimo di Giamblico 7 frammenti. Uno di questi, quello che mi interessa, è: quando la legge è debole, allora insorge il tiranno. Che tipo di riflessione possiamo fare? Se noi ci rapportiamo verso governanti in carne ed ossa, almeno abbiamo un punto di riferimento. Monti, Merkel dovrebbero dare conto delle loro azioni. Ma quando ci rapportiamo con lo spread, con gli algoritmi che regolano le azioni, se una rondine si posa sulla punta dell'Empire State Building, va a finire che cascano tutte le azioni dei grattacieli del mondo. No, perché proprio ci sono dei meccanismi che si sono inseriti. Allora il problema qui è che probabilmente questi sono i nuovi tiranni che si sono inseriti tra quelle che sono le maglie della legge, nella debolezza della legge. Quindi hanno approfittato. E allora noi ci dovremmo interrogare, porci una domanda e dire, tentare di capire se questi fenomeni hanno comportato una tacita eversione di quelli che sono atti fondamentali, come la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, come la Carta europea dei diritti dell'uomo, come la Costituzione della Repubblica. Bene, perché questo discorso? Perché il protagonista del racconto, che è un sognatore innamorato dell'identità, della comunità in cui vive, manifesta il difetto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ritorno al discorso della dedica a mio padre, cioè che mi ha insegnato che manifestare liberamente il proprio pensiero, prima di essere un diritto, è un dovere, e questo anche a costo di pagare in prima persona, tant'è che il protagonista del racconto potrà pagare anche in termini di emigrazione questo suo attaccamento all'identità e questo suo modo di partecipare in modo attivo, così come hanno evidenziato la Prealpina e la Rese News dando la notizia di questo evento, cioè hanno sottolineato il fatto che si tratta di un racconto che diventi anche un invito per ciascuno di noi, e poi sarà la conclusione, affinché svolga un ruolo attivo non solo nella comunità in cui è nato, ma anche nella comunità in cui si trovi a vivere. Racconto due fatterelli per chiudere, no? Che sono proprio l'esperienza, perché anche a Varese è successo quello che è successo in Sicilia, in vista della presentazione di questo libro, e cioè incontrando le persone abbiamo ricostruito il clima che stava alla base di questo libro, e poi uno scopre che ha scritto delle cose, ma sono gli altri quelli che ti rivelano un po' il significato intimo. E allora secondo me non può scrivere chi è sordo d'animo, occorre mettersi
mettersi anche in contatto e quindi cercare in simbiosi quasi con quelle che sono le esperienze, in questo caso associative, perché ieri sera dicevo che questo libro è figlio delle esperienze associative intraprese in Sicilia e maturate a Casbeno, a Masnago. Una cosa molto interessante in questa via Milazzo è il circolino. 4 sono secondo me i punti di riferimento in via Milazzo: il circolino, la chiesetta d'entrata, il lavatoio storico e l'edicola di San Rocco. Alcuni anni fa abbiamo celebrato i 100 anni di fondazione del circolino. Anche come vedete da queste fotografie, un po' il circolino rappresenta l'identità storica. Anche qui si pone il problema se conservare l'identità è un fatto di pura difesa, ed è un problema molto importante perché il circolino vive momenti di difficoltà. E la cosa bella, al di là di questa difficoltà, è che un po' come sta avvenendo stasera, c'erano tutti questi tavoli di carattere artigianale e sono stati smontati alle 2 di notte. Alle 9 del mattino erano già montati i tavoli da cerimonia, quelli stile Novecento. Quindi non so chi sia andato a dormire quella sera, ma è bello che dopo che aver mangiato per 4-5 ore, il prefetto allora si ritirò per tempo perché io sarei morto alla 4ª ora, questi si sono messi a ballare e uscivano poi verso le 7 di sera queste signore che ricordano nonna Carmela, no? E vedevi com'erano vitali e vive. Onestamente, dicevo prima, io sarei morto, dico in modo estremo, ma in realtà non sarei stato capace di tenere sia quel cibo sia quelle andature, no? Diceva ieri sera Armando Siciliano, l'editore che io ringrazio, e nell'occasione ringrazio anche Antonio De Blasi che non c'è per la copertina del libro, e se guardiamo queste foto di una volta vediamo delle espressioni anche serie, anche dure, mentre oggi se ci si mette in posa sorridiamo tutti. Però quella è gente di altro stampo, speriamo che il Signore ce li conservi ancora per molto tempo. E l'altro episodio si riferisce a Masnago. Quest'anno spesso ti dicono di non arrenderti, perché anche, dicevo ieri sera, in una manifestazione festaiola come questa l'impegno è notevole, anche l'impegno di carattere fisico. Ieri sera facevo riferimento allo spostamento di un tavolone con delle implicazioni anche di carattere interrazziale, se si può dire, no? E dunque spesso ci sono dei momenti di stanchezza. Io l'anno scorso ho manifestato un momento di stanchezza dopo alcuni anni di attività da allenatore di pallavolo. Quando abbiamo fatto la finale per il 3° posto, le ragazze, i genitori delle ragazze hanno esposto questo striscione Will Santi, no? E allora questo libro sono state profetiche, perché questo libro in realtà è un invito a non arrendersi. Grazie per la cortese attenzione. Non ci si arrende mai. Noi viviamo perché sappiamo che c'è un giorno dopo che ci aspetta. Essere scrittori significa avere non soltanto qualcosa da dire, ma significa avere anche cuore per dirlo. Santi lo ha detto
scrivendo, che non ci si arrende. Io ve lo dico come sono capace io, che scrivo poesia, quindi è un modo differente, un altro modo di vedere la donna, la poetessa. Il cuore del poeta è una mia poesia che spero vi piaccia e che chiuderà questo nostro incontro. Il cuore del poeta sa che dopo l'ultimo verso, dopo l'ultima parola, dopo il punto fermo che conclude l'ultima poesia, c'è un altro sospiro, un altro pensiero, un'altra emozione da fermare nel tempo e sulla carta. Come l'acqua del fiume scorre senza posa, così quel cuore batte al ritmo della meraviglia. Speriamo di poter continuare questa tradizione di reading di poesie, questo è il terzo anno, speriamo di andare avanti perché queste parole veramente illuminano il nostro cammino. Dovrebbe tra poco iniziare un momento di riflessione sull'alimentazione che dovrebbe produrre il giornalista Chiericati di RTSI. Poi chi vuole assistere, chiaramente la sala è a vostra disposizione. Grazie e buona serata.